Un'organizzazione criminale che gestiva un traffico di droga, per la maggior parte marijuana, ma anche cocaina, tra l'Albania e la Sicilia, è stato sgominato da un'operazione della squadra mobile della questura di Ragusa. 180 agenti hanno eseguito a Ragusa, Roma e a Gioia Tauro un'ordinanza di custodia nei confronti di una ventina di indagati emessa dal GIP di Catania su richiesta della DDA della Procura del capoluogo etneo. Secondo l'accusa, il gruppo avrebbe avuto collegamenti con la cosca dominante Carbonaro, ma nessuna è contestata l'aggravante mafiosa. Tra i destinatari del provvedimento figurano diversi pastori che avevano l'abitudine di parlare in maniera criptica per evitare di essere capiti in caso di intercettazioni. E così 1 chilo di marijuana era indicato come un agnello che veniva nascosto nelle stalle. Da questo particolare il nome dell'operazione Agnellino. La droga venduta anche nelle zone ragusane di Comiso, Scicli e Santa Croce Camerina, secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile Iblea, permetteva di realizzare un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro al mese. Sono 22 le persone destinatarie del provvedimento restrittivo. Il gruppo, secondo l'accusa, importava dall'Albania ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per poi rivenderli al dettaglio nel ragusano. Aveva la base logistica a Comiso, ma operava anche a Scicli e Santa Croce di Camerina. Le indagini avviate nel giugno del 2012 dalla squadra mobile di Ragusa sono state coordinate prima dalla locale procura e successivamente dalla DDA di Catania. Si sono avvalse di intercettazioni che hanno permesso di ricostruire l'organigramma dell'organizzazione, dalla quale facevano parte anche 2 donne, mogli di altrettanti indagati. Addette alla consegna erano proprio le 2 donne che nascondevano la marijuana in buste per la spesa. La droga arrivava dall'Albania nascosta in auto, danneggiate e trasportate su carri attrezzi. Nel corso delle indagini la polizia ha sequestrato oltre 130 kg di marijuana in panetti da 1 chilo. La droga era stata sotterrata nell'azienda vivaistica di proprietà di uno degli arrestati.